Venetia, donne e uomini di Patavium. Oggi festeggiamo una grande vittoria. Grazie all'aiuto degli dei, ma di Reitia Victrix e del genius di padre Antenore in particolare, le armi venete hanno annientato lungo il Medoacus una mortale minaccia. Di nuovo, come un tempo, dall'Ellade sono salpati i pieni d'odio in caccia di ricchezza. Si sono spinti fin quassù, al Veneticus Sinus, uccidendo e razziando, convinti di avere la via spianata dalla storia trascorsa. Allora, da Sparta, da Argo, da Itaca, da Creta, da Tebe, da Atene, dalla Tracia, dall'intera Grecia partirono, attraversando il mare Egeo, per distruggere la sacra Ilio di re Priamo. Dopo 10 anni di inutile assedio, l'inganno di uno di loro e la stanchezza dei figli di Dardano fecero precipitare Troia nel fuoco della morte. Tornarono a casa, tra gli Elleni sazi di sangue e di bottino, l'argivo Agamennone e lo spartano Menelao. Altri di loro vagarono a lungo attraverso un mare diventato ostile per i troppi omicidi sacrileghi compiuti nel crepuscolo di Ilio. Solo Antenore e gli Enetoi delle belle mure, orfani del loro re, il buon Pilemene, caduto combattendo, giunsero felicemente a una terra che fosse per loro nuova patria. Questa. Spesso il passato è solo debole segno, ricordo evanescente e ingannatore, più che solido presagio e guida per il futuro. Il presuntuoso Cleonimo di Sparta, principe incapace di diventare re e mercenario che uccide per denaro, avrebbe dovuto tenerne conto quando, nelle tranquille baie di Corcira, progettava di assalire la Venetia. Spesso però gli dei accecano chi vogliono perdere. Credeva si sarebbe trattato di impresa facile. Credeva Cleonimo di Sparta, già sconfitto da altre armi troiane, quando la dorica Taranto l'aveva chiamato a combattere contro le legioni di Roma, e le loro aquile d'argento, accompagnate dal soffio leggero del pio Enea, l'avevano buttato a mare. Avrebbe dovuto tenerne conto, il greco era stato avvertito. Invece, alla loro storia abbiamo opposto la nostra volontà, che il diritto ha reso forte come il ferro delle spade. La Venetia non è, né sarà mai, una facile preda per nessuno. Questa vittoria è la risposta alle pene e al doloroso viaggio dei nostri padri dopo la caduta di Ilio. È in memoria di quanto avvenne allora, perché non si ripeta ancora, che le centurie della Patavina Juventus, animate dal genius di Antenore e protette dal favore di Reitia Victrix, hanno combattuto e vinto. E al Tempio antico potete ammirare i rostri tolti dalle navi greche, affondate o catturate. Padre Antenore, i tuoi figli oggi hanno in piccola parte vendicato l'inganno di cui tu fosti testimone e vittima, e ti benedicono per averci lasciato come eredità questa magnifica città. Eppure viviamo tempi oscuri. Oggi la parola d'ordine è: sii ricco o non conterai niente, se povero sarai suddito, in un mondo dominato da una parte dei cittadini, gli unici veri sovrani. Ci siamo dimenticati delle parole di padre Antenore quando tracciò il primo solco di Patavium. Ora vi credete liberi, ma non avrete fatto niente per la libertà se le vostre leggi non serviranno a diminuire l'enorme diseguaglianza delle fortune. Come quando in mare eravamo tutti rematori sulla medesima rotta, uguali e uniti. Non scordatelo adesso, che i muri saranno di pietra e non più di legno, e avrete un tetto al posto del cielo stellato. Viviamo tempi oscuri. La Venetia è in guerra ormai da molti anni, e niente è più incerto, vittima della fortuna e del caso, come la guerra.
regno della fatica e della sofferenza. Per questo occorrono intelligenza penetrante e molto coraggio, il che non significa non provare paura, ma saper vincere la paura. Il pericolo sono i Celti, forti del loro numero, che premono e si accalcano a occidente e sono arrivati a bagnarsi nelle sacre acque del Benacus. Mai come ora la Venetia rischia la sconfitta e addirittura di finire inghiottita dall'oblio della storia. Il nemico è potente, feroce, si avventa come sciacallo sul leone ferito, ma il leone può risorgere. Essere forti significa rialzarsi ogni volta. Non certo non cadere mai. Torniamo leoni, altrimenti saremo divorati. Una cosa è sicura, come prova la vittoria del Medoacus sul greco distruttore, nessuna sconfitta è per sempre, nessuna infamia resta impunita, perché caro agli dei è chi pratica la giustizia. Noi non li lasceremo avanzare senza combattere. La Venetia non dimentica chi è e da dove viene. Oscuri sono questi tempi. Oggi però la luce rischiara la tenebra e il sole della Venezia risplende, lassù in alto, radioso, soli invictus. Tutte le cose sono unite reciprocamente e il loro vincolo è sacro. Non ce n'è una estranea all'altra, perché insieme producono l'ordine stesso dell'universo. Uno è il cosmo, uno lo spirito che lo pervade, una la sostanza, una la legge, una la ragione comune agli esseri viventi, una la verità. Gloria al suo popolo, gloria alla Venezia, e nella gioia si dia inizio ai giochi.